Per- Attenzione, astronauti delle stelle morte. Anche in questo capitolo potrete trovare altri indizi sull'identità del personaggio misterioso. Se siete convinti di averlo riconosciuto, scrivete pure il nome motivando anche la risposta nei commenti sotto al primo capitolo della serie. Mi raccomando, buon ascolto. Mentre percorreva l'angusto corridoio verso la stiva 2, Albeda sentiva l'emozione dell'imminente rituale pomparle dal cuore insieme al sangue. Per quell'impresa aveva sacrificato tutto ciò che possedeva, sia in termini economici quanto in sforzi e tempo. Un fallimento avrebbe sancito la rovina più incommensurabile, precipitandola a un livello ancor più degradante di quello in cui la radiazione dall'albo degli Epicurei l'aveva scagliata. Ma un irrazionale ottimismo scacciava le ombre dei dubbi e delle incertezze. Seppur non fosse arrivata a dominare il sapere arcano come invece era in grado di fare Rubeum, ne aveva studiato a sufficienza le zone superficiali, a tal punto da comprendere che non esisteva la parola impossibile nel vocabolario degli antichissimi saggi, che in tempi ormai perduti si erano destreggiati con conoscenze e miracoli capaci di far impallidire anche le scienze più ardite. La domanda non era se il rito avrebbe funzionato, ma se loro quattro fossero stati in grado di officiarlo con dovizia. La natura stessa di quel cerimoniale richiedeva capacità che sfioravano le corde dell'inumano, imponendo che leggi fisiche e biologiche redatte dalla stessa mano di qualunque forza, senziente o casuale, che aveva plasmato l'universo, fossero da loro spezzate e ricomposte in una precisione millimetrica. In buona sostanza, era come se un chirurgo si trovasse a dover operare un atomo con l'ausilio di pinze e bisturi, consapevole che la più microscopica esitazione o inadempienza avrebbe avuto come risultato una deflagrazione nucleare di devastanti proporzioni. La Magnum Opus era una navicella da trasporto di tipo Gamma, finalizzata a viaggi commerciali, e disponeva di 3 stive. Ma non essendo priorità del gruppo il trasporto di merci, solo 2 di esse erano state stipate di tutto quel che poteva essere di qualche utilità durante il loro viaggio. La stiva 2, al contrario, aveva subito una radicale metamorfosi, diventando al contempo una cella e una sala operatoria. Ovattati dallo stesso pannello trasparente che fungeva da quarta parete, gli insulti e i versi animaleschi dell'uomo prelevato dal satellite detentivo NF-1330 esplodevano nella stiva. Si esprimeva nel gutturale dialetto dei coloni del sistema Erebus, pertanto il suo linguaggio non era in alcun modo interpretabile da coloro che l'avevano comprato per 10.000 nebule. Il sorriso di Xanthosis balenò fra la selva arruffata di barba dorata e picchiettò con le nocche sul vetro della cella. Istantaneamente una costellazione di schizzi di saliva si stampò sul pannello, spruzzata con violenza dal detenuto, il quale era impossibilitato a reagire in altro modo, poiché era stato opportunamente immobilizzato tramite cinghie legate a un lettino. A parte un indumento intimo, il suo corpo era nudo e mostrava tutti i brutali segni di una vita bestiale. Le sue membra magrissime e tese, quasi prive di muscolatura, erano un'atroce pergamena che, tramite le cicatrici delle ripetute iniezioni di droga, i tatuaggi, i pallidi segni di accoltellamento, raccontava spaventevoli storie di degrado. Non appena vide Albeda prese ad esibirsi in versi di libidine scimmiesca e osceni sussulti del bacino, agitandosi nel limite di quanto le costrizioni gli davano licenza di fare. Albeda non reagì a tali provocazioni e Xanthosis si limitò a scimmiottare il prigioniero, imitandone movenze e ululati. Ma Nigred, il terzo spettatore, pareva invece seriamente allarmato dalle feroci smanie dell'uomo legato al lettino. Egli era il più giovane della ciurma della Magnum Opus, confacente funzioni di pilota. Un ragazzo olivastro, tutto gomiti e ginocchia, che accanto alla mole da gladiatore del mercenario pareva un ragnetto smilzo dagli occhi irrequieti. Annunciato dai secchi clangori delle sue protesi, Rubeum si aggiunse al trio,
e anch'egli consumò qualche istante nella contemplazione delle violente bizze dell'ex detenuto, il quale, avvinto in un parossismo d'ira e di volgare ilarità, contorceva il proprio orrido volto in smorfie orribili, tutte all'indirizzo degli spettatori. Con un sibilo la lastra prese a scorrere dentro le pareti. Il mercenario e il giovane pilota non si mossero, mentre l'ex medico e il bibliofilo, senza quasi degnare di un'occhiata l'uomo che si dibatteva e starnazzava sul lettino, entrarono nella piccola stiva rivestita d'acciaio. Con fare metodico Albeda prese ad aprire cassetti, estraendone inquietanti parti di attrezzature mediche che assemblò insieme, dando loro un aspetto ancor più minaccioso. Benché bersagliata da insulti e da sputi, la donna procedette sicura e senza scomporsi. Mentre ciò avveniva, il vecchio deforme aveva riposto il Necronomicon su un tavolino metallico, carezzandone le fragili pagine con affetto e studiando con occhi pulsanti di trepidazione le arcane formule che vi risaltavano sopra, attendendo il momento buono per pronunciarle. Non ci potevano essere errori. Se il prigioniero fosse morto, non sarebbero riusciti a comprarne un altro dall'esecrabile mercato nero di esseri umani organizzato dai secondini senza scrupoli di quella prigione. Dovevano fare centro al primo colpo. Intanto Albeda stava ultimando i preparativi, ignorando tanto le contorsioni del prigioniero quanto lo sguardo sconvolto che ardeva nel viso pallido e aguzzo di Nigred, che non le si staccava di dosso. Collegò l'apparecchiatura a un groviglio di tubi flessibili che pendevano dal soffitto. Sotto la gelida luce dei neon gli aghi della macchina brillavano, gravidi di promesse dolorose. Anche l'ex detenuto dovette comprenderlo, perché i suoi sfottoi incomprensibili e i suoi ondeggiamenti voluttuosi mutarono in grida di autentico terrore e in piagnucolanti suppliche alle quali nessuno dei presenti fece il minimo caso. La macchina, irta di aghi, emise un cupo e prolungato sibilo, mentre calava con precisione verso l'emaciato corpo contratto del prigioniero. Approfittando di un momento di distrazione, Albeda gli infilò una maschera, attivando il rubinetto di una bombola posta sotto al sedile. Ovattati dal facciale, i muggiti disperati della cavia divennero ancor più terribili. Con la freddezza di un chirurgo che svolge le sue mansioni di routine, l'ex medico collegò al corpo del suo sconvolto paziente una serie di elettrodi, i quali istantaneamente inviarono i loro impulsi ad alcuni monitor, che rivelarono le funzioni vitali in linee spezzate e folli. Sopra il corpo sussultante del prigioniero l'apparecchiatura restava immobile, gli aghi che scintillavano a meno di 1 centimetro dalla pelle oleosa di sudore acre. Il gas che sibilava nella maschera non era, come si poteva presumere, una sostanza dalle proprietà anestetiche, ma sembrava anzi accrescere l'ansia e l'eccitazione che vibravano nell'organismo dell'ex detenuto, già presenti in fantastica abbondanza. Gli sguardi di Albeda e Rubeum si incrociarono sopra il lettino dove il prigioniero seguitava a divincolarsi. Al cenno del bibliofilo, la donna pigiò un pulsante che provocò la discesa degli aghi nella carne, in profondità. Il detenuto barrì un lamento sfiatato, lo scarno torace incrostato di tatuaggi e cicatrici che sussultava per l'iperventilazione. I suoi occhi allucinati guardarono verso l'alto e vibrarono di terrore nell'accorgersi che lentamente una sostanza di un gelido benefico azzurro stava discendendo lungo i tubi trasparenti collegati all'apparecchiatura. Ne seguì il decorso con lo sguardo, fino a che il liquido non raggiunse le parti metalliche. Inconsapevole che quel fluido fosse il veleno di un mollusco dimorante certi ancestrali oceani di un pianeta ai margini della galassia, una delle materie più urticanti che fosse mai stata scoperta. Ma non appena i primi millilitri di tale sostanza gli entrarono in vena, fu scudisciato da una tale terrificante sensazione che chiamarla dolore significa utilizzare il più delicato e ingenuo degli eufemismi. Mentre Xanthosis impallidiva sotto la scorza da mercenario, Nigred correva via con una mano premuta sulle labbra per trattenere i conati, e Albeda rivolgeva la sua attenzione ai parametri vitali impazziti, tentando di chiudere le orecchie alle grida del prigioniero. Il mostruoso Rubeum gracchiava la sua sacrilega litania di oscure parole, dando inizio al primo atto di quelle che il capitolo chiamava le 9 danze del regno del dolore.